all'amore nasce un compito. Ecco l'impegno che state per prendere. Guardo dove cammino della vita. Guardo dove cammino e temo che ogni goccia di pioggia mi possa uccidere. Siccome quello che amo mi ha detto che oggi ha bisogno di me, perché il suo desiderio è come il manifestarsi del bisogno di compimento che ha nel cuore, e ha incontrato me come una via maestra a questo compimento. Certo, non come ha trovato me come l'oggetto che lo compie una volta per tutti, questo è possibile, ma la via principale al compimento. Allora cura di me stessa, guardo come cammino, come vivo, imposto bene il mio quotidiano, non prospettiva alla mia vita, cerco un senso, cerco una direzione, cioè un significato per il mio vivere, e temo, cioè sono vigilante perché la cosa apparentemente più innocua mi può spegnere, e allora il bisogno dell'altro, dell'amato, non sarebbe più condiviso. Ecco come un grande drammaturgo descrive il dramma. E allora da qui il quarto passaggio, che traggo sempre dalla bottega del Vangelo, è sempre Adamo che parla. L'amore non è un'avventura, prende sapore da un uomo intero, un uomo uno di anima e di corpo, è un uomo che ha trovato un significato per la sua vita, un significato che magari la sua fragilità lo conduce a tradire in mille modi, mille volte può venire meno a questo senso della vita, e tuttavia mille volte si riprende, perché è un uomo vero, è un uomo che ha un peso specifico, e poi lo definisce, è il peso di tutto il tuo destino. Cioè, l'amato dice all'amata il peso specifico in cui si rivela che io sono un uomo capace di amare, capace di lavorare, capace di costruire, che ti ama e che io sono appassionato al tuo destino, al tuo compimento, io voglio il tuo bene. Non può durare, aggiunge Adamo, un solo momento. Non può rompere, si può finire, perché l'eternità dell'uomo passa attraverso l'amore. Questo desiderio di eternità è ora fortemente radicato nel tuo cuore verso la tua amata. Ma da qui una conseguenza. Ecco perché si ritrova nella dimensione di Dio, perché solo Lui è l'eternità. Ecco perché sei qui, in questa chiesa cattedrale, a dialogare con tanti anni, perché intendi collocare e situare il tuo amore nella prospettiva di quel desiderio di passione al destino compiuto dell'altro che ti anima, che è una prospettiva di eternità, perché l'uomo intero non può non desiderare per sempre. E allora, siccome sai che questo amore nella sua verità non può durare solo un momento, non può essere a termine, allora tu lo puoi situare, lo puoi collocare, perché ti impegni davanti alla comunità cristiana, lo consegni a colui che ci ha mostrato la possibilità dell'eternità nell'amore, diventando da Dio uomo per noi senza
anche se sono contrastati dalla luce che viene dal Monzone. Questa è come l'immagine della storia di amore che ti appresti a vivere, come l'immagine della natura di dramma nel senso nobile, non deve far paura dell'amore, perché non potranno essere contrastati in questa divergenza tra l'imponenza con cui l'amore entra nella tua giornata e nello stesso tempo la tua incapacità di afferrarlo una volta per tutte. L'amore non ti può mai mettere quieto, nel senso superficiale banale del termine, ti mette sempre in gioco, sempre di nuovo in gioco. La passione del destino dell'altro indica una cura continua di te, rinnova continuamente. Ecco, allora le due colonne poste da Giampaolo Marina, questa luce, questi spot gettati sull'esperienza che state vivendo, e adesso